Intanto ringrazio per la ospitalità in una città bellissima come questa, con delle mura che ricordano le mura di casa mia, cioè le mura di Bergamo, che peraltro furono costruite proprio dai veneti, dai veneziani, grazie alle quali Bergamo dal 600 in poi non ebbe più alcun problema con gli invasori. Quindi io sono grato alla Serenissima, anche perché la storia della mia città è mutata radicalmente proprio con l'arrivo dei veneziani, che descrissero malissimo i bergamaschi come attaccabrighe, gente che si picchiava, gente rozza. E io un po' mi riconosco in questa gente rozza, lo confesso, e pertanto devo fare anche una rassicurazione a questa piazza che mi è molto simpatica. Io non farò un discorso storico come quelli che abbiamo ascoltato con grande piacere. Io non parlo di storia, quindi state tranquilli, non vi preoccupate. Parlerò del presente, anche perché sono un giornalista, sono un cronista e sono abituato a raccontare le cose che vedo. E io vedo che questo nostro paese, più passa il tempo e più necessita di una rivoluzione, ma non una rivoluzione di tipo marxista come quella che molti hanno sognato, anche in buona fede, per molti anni, ma di una rivoluzione soprattutto amministrativa. E invece stiamo assistendo non a una rivoluzione ma a una involuzione. Per esempio sappiamo che sono state così formalmente abolite le amministrazioni provinciali, mentre le amministrazioni provinciali vivono a contatto con la popolazione e ne comprendono immediatamente i problemi e talvolta addirittura riescono a risolverli, raramente. Mentre il disastro, secondo la mia modesta visione, è costituito dalla presenza di 20 regioni. Noi in Italia abbiamo 20 regioni, un paese piccolo, e abbiamo delle regioni che sono minuscole, anche più piccole della provincia di Vicenza, per esempio. Il Molise ha 300.000 abitanti ed è una regione che ha una quantità mostruosa di impiegati, di funzionari, gente che in sostanza prende un sacco di soldi senza fare molto, o quantomeno facendo pochissimo. Allora mi domando, ma come mai non si possono ridurre le regioni da 20, quali sono ora per esempio, a 5 o 6? E una grande macro regione dovrebbe essere, per motivi anche storici, ho detto che non parlavo di storia e mantengo la promessa, ma in sostanza se noi avessimo una bella regione come il Veneto, il Trentino e la Venezia Giulia, il Friuli, tutto diciamo così fuso, noi avremmo la possibilità di avere una grande regione capace di funzionare perfettamente. E io sono venuto questa sera per raccomandarmi a voi, siccome farete presto, mi auguro prestissimo, un referendum, esattamente come ha fatto la Scozia, no? La Scozia sappiamo che è avviata su questa strada, e non è che la Scozia sia più stupida del Veneto, è un paese che ha una storia incredibile, quindi non si capisce perché e poi oltretutto diciamo che la Gran Bretagna sappiamo che è la culla della democrazia. Se nella culla della democrazia si può fare un referendum, lo si fa in Scozia, non si capisce perché non lo si possa fare in Italia, ma seguendo dei metodi, dei criteri democratici. Nessuno vuole imporsi con la vanga. E allora, se per caso voi riusciste a fare questo bel referendum, e io credo che ce la farete, per quel poco o nulla che io conto vi darò tutto il mio appoggio, perché ci credo profondamente. Però io vi chiedo anche un piacere in cambio: se per caso ce la fate, mi accettate qui nel Veneto, perché io ne ho pieni i coglioni di stare in Italia.
non so se è chiaro, o forse ho usato un'espressione poco garbata, ma se voi mi accettate qui, io sono ben felice di venire. Magari se mi date anche un posticino qui a Cittadella, io mi compro 2 o 3 stanzine qui proprio a Cittadella, che mi piace da morire, anche perché, lo ripeto, ricorda la mia Bergamo. E poi spero che l'iniziativa del Veneto possa anche essere imitata. Per esempio, cito una regione a caso, la prima che mi viene in mente, la Lombardia. Non sarebbe male, anche se io preferirei che Bergamo venisse riassorbita dalla madre patria, che è appunto il Veneto. Chi di voi è stato a Bergamo avrà visto che siamo pieni di leoni. Ogni volta che vado in città alta, dentro le mura, c'è un leone di qua, un leone di là, e mi sembra di essere al circo, porca miseria. È bellissimo. Allora, se anche Bergamo voi ci accettate, io veramente, non so, vi scrivo anche un inno in musica, perché mi intendo un po' anche di musica. Insomma, fatemi questa cortesia. Andate tutti a votare, votate per l'indipendenza, perché io amo l'indipendenza, soprattutto la mia, ma anche la vostra. Tanti auguri e speriamo che questa battaglia non sia soltanto una battaglia retorica fatta di parole, di buoni auspici, ma una battaglia che possa insegnare anche alle altre regioni che non solo si può essere democratici, ma anche in grado di sopravvivere con le proprie forze, con il proprio lavoro. Ma quando c'è la parola lavoro, io non ho tanta fiducia, perché mi sembra che la voglia di lavorare non ci sia più. Non è vero che non ci sono posti di lavoro, non c'è la voglia di occuparli. Mi dispiace, ma in giro per l'Italia, quando faccio le mie trasferte, ho trovato un'indolenza pazzesca che, grazie al cielo, non trovo nella mia terra di Bergamo e non trovo neanche nel Veneto. Speriamo che il nostro esempio serva a qualcosa, altrimenti ci rimane soltanto una soluzione, il suicidio, che però cerchiamo di rimandare a tempi remoti. Grazie e buona serata.